Calano le presenze alberghiere a Chiavari rispetto al 2018, spicca il minor numero di turisti stranieri e bilancio della prima parte di estate, tante le prenotazioni all'ultimo minuto. Piano dei controlli contro la distrazione alla guida, polizia stradale in campo da domani anche nel Tigullio, in particolare lungo la via Aurelia, più posti di blocco e agenti in borghese contro l'uso del cellulare. Temperature scese di colpo di oltre 10 gradi, precipitazioni comprese tra 20 e 40 mm sul nostro Tigullio. Gli effetti del maltempo che ha riportato l'autunno in Liguria. Da domani ritorna l'estate. Francesco Allangelus ha commentato la parabola del buon samaritano, invitando a essere capaci di compassione e non trascinati dall'egoismo. Forte l'appello del Papa per il Venezuela. Maria è maestra di preghiera e a lei che il Vescovo ha invitato a guardare come esempio nella festa di Nostra Signora del Carmelo, celebrata a Nozzarego di Santa Margherita Ligure. La processione del Carmine a Lavagna ritrova l'antico percorso, la benedizione del mare sarà fatta in Piazza della Libertà, ordinanza del sindaco che vieta di servire ai tavoli durante il suo passaggio. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Giunti a metà del mese di luglio abbiamo cercato di capire quali sono le tendenze del turismo nel nostro territorio basandoci sulle indicazioni forniteci da 7 strutture alberghiere di Chiavari. Non solo per avere un'idea del numero degli ospiti, ma anche per delinearne alcune caratteristiche e i criteri che guidano le loro scelte. Vediamo il servizio che abbiamo preparato. Turisti in calo in questa prima parte dell'estate. A mancare sono soprattutto gli stranieri, specialmente da Francia ed Est Europa, che nel 2018 e nel 2017 erano stati numerosi, e i giovani, che sembrano scelgano Chiavari per le loro vacanze. È quanto emerge dalle indicazioni forniteci da 7 strutture ricettive chiavaresi che abbiamo contattato, sia hotel medio-grandi con più di 50 camere, sia alberghi più piccoli da 10-20 stanze. Analizzandole nel dettaglio, il minor numero di ospiti esteri coincide anche con un aumento in percentuale delle prenotazioni all'ultimo momento, quasi sempre da villeggianti del nord Italia che scelgono di trascorrere un weekend al mare. I turisti stranieri, per la maggior parte nord europei, restano comunque la maggioranza nei primi 2 mesi estivi, mentre gli italiani storicamente scelgono agosto per le vacanze. La durata media di pernottamenti è di circa 3 notti, scendendo nelle strutture più piccole alle 2, dato in linea con il calo di permanenza media che riguarda gli alberghi da molto tempo. Il picco di prenotazioni è concentrato nel fine settimana, in cui tutte le strutture sono al completo, mentre anche agli hotel più piccoli può accadere di restare con qualche camera libera durante i giorni feriali. La tipologia dominante tra gli ospiti sono le coppie mature, nella fascia d'età 40-60. Seguono le famiglie, specialmente con bambini piccoli, molto gli stanziati, i gruppi o le coppie under 35. La scelta dell'hotel avviene principalmente online, attraverso i portali specializzati. Digitando su Google Hotel Chiavari, i primi 2 risultati indicizzati rimandano alle piattaforme Booking e TripAdvisor. In minor numero, i clienti abituali fidelizzati che scelgono di anno in anno la stessa struttura. Tra le altre modalità di reclutamento che risultano efficaci per chi le applica, ci sono lo sfruttare il traino di un'attività collegata, come il ristorante dell'albergo, e il lavoro con i tour operator, che assicurano regolari presenze di gruppi vacanze. La cronaca, un milanese di 34 anni e un genovese di 67 sono stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. I 2 sono stati fermati dai militari di Santa Margherita Ligure. Il tasso era pari a 1,56 grammi per litro in un caso e 0,89 nel secondo. Gli sono stati ritirate le patenti. Il fatto è emerso durante un servizio di contrasto al fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera, ma tra le principali cause di incidenti non c'è soltanto l'alcol. Da domani infatti prende il via il servizio di prevenzione della Polizia Stradale contro l'uso dei cellulari alla guida ed è coinvolto anche il nostro territorio. Vediamo. 5 giorni di controlli sulla grande viabilità di Genova e provincia contro la distrazione alla guida. La polizia stradale si attiva contro l'uso di smartphone e altri dispositivi elettronici mentre si è al volante. Fonti Istat, d'altra parte, riportano come negli ultimi anni la distrazione sia la principale causa di incidenti stradali. Di alcuni ne abbiamo sentito parlare anche in queste settimane. Inviare un SMS, parlare al telefono o fare una diretta social può costare la vita. Accade nel 40,8% dei casi, dice l'Istat, insieme alla velocità elevata e al mancato rispetto delle precedenze.
Ora la Stradale promuove la prevenzione. Lo farà da domani sino al 20 luglio e coinvolgerà anche il Tigullio. In questi 5 giorni, spiega Gino Fabbri del distaccamento di Chiavari, saremo in strada con tutti i nostri agenti, ossia 16 persone. La via maggiormente monitorata sarà l'Aurelia e in caso di emergenza anche l'autostrada. Saranno predisposti maggiori posti di blocco e controlli in borghese, dice ancora Fabbri. In questo secondo caso gli agenti si muoveranno a bordo di uno scooter. Qualora un automobilista venisse scoperto alla guida mentre parla con il cellulare in mano o senza cintura di sicurezza, allora gli agenti estrarranno la paletta per far fermare il mezzo. A quel punto si avvicinerà la pattuglia in auto con gli uomini in divisa e i colori d'istituto. Gli articoli del codice della strada che dovranno essere rispettati sono il 169, che prevede che il conducente debba avere libertà di movimento alla guida, il 173, che vieta l'utilizzo di apparecchi radiotelefonici, a meno che non si usi il vivavoce o l'auricolare, ma con un solo diffusore, e il 172, che obbliga l'utilizzo delle cinture di sicurezza. Nel primo caso la multa, è bene ricordarlo, sarà di 165 euro con la detrazione di 5 punti sulla patente, nel secondo di 87 euro e un punto tolto, nel terzo multa di 83 euro e 5 punti decurtati, naturalmente a seconda dei casi. Ancora cronaca, questa mattina intorno alle 9:15 un furgone Fiat Doblò con targa straniera è finita fuori dalla carreggiata lungo l'autostrada A12 nel tratto compreso tra Lavagna e Sessi Levante in direzione di La Spezia. A bordo viaggiavano 2 persone, padre e figlio di origine spagnola. Nei pressi della Galleria Santa Giulia il mezzo è sbandato e è andato contro la rete di protezione a margine della strada, finendo in un dirupo. Il furgone ha compiuto un volo di circa 4 metri, restando la sua corsa contro un albero. I 2 occupanti hanno lasciato il veicolo in maniera autonoma. Sul posto è sopraggiunta l'automedica del 118, la Croce Rossa di Cogorno e quella di Riva Trigoso, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Chiavari. I 2 feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Il soccorso alpino speleologico dell'Emilia-Romagna e della Liguria è intervenuto ieri pomeriggio a Santo Stefano d'Aveto per soccorrere 2 escursionisti, un uomo e una donna, incordata sulla palestra di arrampicata Rocca del Prete. In azione 5 squadre provenienti dalla stazione di Parma Piacenza e Tigullio Val d'Aveto. Mentre stava effettuando l'arrampicata, la donna è scivolata cadendo per quasi 8 metri, procurandosi un grave trauma facciale cranico e una sospetta frattura della caviglia. Subito è scattato l'allarme, i soccorritori sono stati portati sulla cima del Maggiorasca con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Le squadre hanno dato assistenza al compagno di cordata e messo in sicurezza la donna, che è stata recuperata in parete dopo essere stata stabilizzata dagli uomini del soccorso alpino e ISAF con utilizzo di paranco per poterla issare sulla cima. Una volta in sicurezza è stata trasferita in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Intervento dei Vigili del Fuoco di Genova ieri pomeriggio sulla spiaggia tra Pria Rugia e il monumento di Genova IV per soccorrere un giovane che si era infortunato al ginocchio. Via mare sono arrivati i sommozzatori con gommone e la motonave della Gadda via terra, ma prima partenza, e il carro SAF. Una volta immobilizzato sulla barella è stato quindi trasportato fino all'ambulanza che lo ha condotto all'ospedale. 2 arresti e 6 denunce sono il bilancio dell'attività di controllo messa in campo nel fine settimana dai carabinieri di Chiavari. Le persone arrestate sono 2 giovani di 24 anni, ragazza e ragazza, abitanti a Carasco, che hanno rubato all'interno del centro commerciale Leudi merce per un valore complessivo di 250 euro. L'accusa nei loro confronti è furto aggravato in concorso. Dei 6 denunciati, 2 trentenni sono stati fermati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, un 47enne di Torriglia per violenza privata, un 66enne genovese per lesioni personali. Infine 2 donne abitanti a Genova di 62 e di 48 anni sono state denunciate per molestie e disturbo alle persone. Si è chiusa alle 15 di quest'oggi l'allerta meteo per piogge e temporali diramata dalla Protezione Civile su indicazione di ARPAL. Prima arancione, poi scesa gialla nelle ultime ore, il provvedimento di allerta è stato preso in considerazione del fronte perturbato che a partire dalla notte ha interessato tutto l'arco della nostra regione.
Il grosso delle precipitazioni si è esaurito in mare prima di raggiungere la costa. La zona maggiormente interessata dalla pioggia è stato il Savonese, dove si sono toccati gli 80 mm di pioggia caduti. Nel Tigullio i valori oscillano tra i 20 e i 40 mm. Non sono stati segnalati problemi di natura geologica. La perturbazione ha portato un contestuale abbassamento delle temperature scese nell'arco di 24 ore di ben 10 gradi. Il valore più basso, 5,8 gradi centigradi, è stato registrato questa mattina sulla vetta del Monte Bue in Val d'Aveto. Sulla costa la colonia di mercurio non è andata invece al di sopra dei 18 gradi, una giornata quindi tipicamente autunnale, destinata però a restare un fenomeno isolato. Da domani infatti tornerà al sereno con debole attività cumuliforme residua su Alpi Liguri e Alta Val Trebbia e Val d'Aveto con possibili rovesci. Sereno quindi ovunque in serata con temperature massime che torneranno in rialzo. Lo conferma il presidente dell'associazione Meteo Ligure, Daniele Laiosa, che ascoltiamo. Si sono concentrate principalmente in mare le piogge apportate dalla saccatura che nelle scorse ore ha percorso la nostra regione. Tra la notte e le prime ore della giornata importanti strutture temporalesche hanno provocato precipitazioni moderate o localmente forti a cavallo tra il Savonese e la parte occidentale della provincia di Genova. Il picco di 41 mm in un'ora si è registrato dal Benga Molino Branca. Nel Levante nessun fenomeno di particolare rilievo, con un generale ribasso delle temperature. Quello che fa specie soprattutto il crollo, insomma, delle temperature che c'è stato sulla costa ma anche nell'interno, unitamente ai venti di tramontana, appunto acuiscono ulteriormente questa sensazione di fresco. Nelle prossime ore la perturbazione è destinata a spostarsi verso sud-sud-est, con il minimo di pressione diretto verso la Corsica. La Liguria nelle prime ore della notte sarà lambita da forti venti settentrionali in attenuazione dalla mattinata di domani, quando tornerà il cielo sereno. La tendenza è verso un trasferimento totale dei fenomeni a largo, quindi diretti poi verso la Corsica, verso l'isola d'Elba e il Grossetane, quindi la Liguria avrà veramente precipitazioni residue, continuerà questo vento di tramontana e questa atmosfera tutto sommato fresca. Da domani poi si cambia radicalmente capitolo e quindi torniamo su uno scenario soleggiato, asciutto, con temperature in netta ripresa. A causa dell'allerta meteo di oggi, i lavori di regimazione delle acque bianche nella zona di Vientella, via Piacenza, a Chiavari sono stati rimandati a domani, martedì 16 luglio. L'interruzione idrica ci sarà dalle 13:30 quindi sino alle 16:30. Interessati alcuni civici in salita Ceive, Vientella, via Piacenza, via Canale, via Privata Comignano e via Pio X. Procedono i lavori al terminal traghetti a Rapallo, le chiatte proseguono col dragaggio del fondale, mentre il consorzio marittimo del Tigullio ha iniziato il ripristino del molo sistemando la struttura e la pavimentazione. Secondo il presidente Sergio Michelini ci vorrà almeno una settimana prima di poter ripartire coi battelli dal pontile di Lorenzi. È una corsa contro il tempo per salvare la stagione, tuttavia si va avanti con cautela perché questi giorni si fa attenzione a non movimentare troppa sabbia per non macchiare l'acqua sul fondo. Si sono insediate questa mattina 3 commissioni consigliari del Comune di Rapallo. Per la prima, relativa agli affari istituzionali, è stato eletto presidente il consigliere Giorgio Tasso. La seconda è ad appannaggio della minoranza, relativa agli affari organizzativi, e come presidente la consigliera 5 Stelle Isabella De Benedetti. Alla guida della terza commissione, riguardante la programmazione poliennale, è stato eletto il presidente Eugenio Brasei. Da oggi e sino al 31 agosto prossimo è possibile presentare la domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica per il comune di Lavagna. La richiesta potrà essere presentata online per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli studenti che si iscrivono per la prima volta alla scuola primaria. La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto scolastico invece dovrà avvenire in forma scritta entro il 10 agosto 2019.
Pagina ecclesiale, Papa Francesco ieri mattina all'Angelus ha lanciato un forte appello per il Venezuela. Il paese latinoamericano, attraversato da una grave crisi politica, sociale ed economica, è sempre al centro di turbolente manifestazioni. Il Santo Padre ha manifestato l'importanza di arrivare a un accordo per il bene della gente. In precedenza Francesco aveva commentato il racconto evangelico della parabola del buon samaritano. La sintesi curata da Radio Vaticana, la vediamo insieme. La misericordia nei confronti di una vita umana in stato di necessità è il vero volto dell'amore. La capacità di compassione è la pietra di paragone del cristiano, anzi dell'insegnamento di Gesù. Così Papa Francesco, prima di guidare la recita dell'Angelus, commentando la parabola del buon samaritano, il pontefice precisa che il Signore è misericordioso perché ha compassione, è capace cioè di avvicinarsi al nostro dolore, al nostro peccato, ai nostri vizi, alle nostre miserie. Essere capaci di avere compassione, questa è la chiave, questa è la nostra chiave. Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa che non va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare dalla insensibilità egoistica. Nel Vangelo Gesù è interrogato da un dottore della Chiesa su cosa è necessario per ereditare la vita eterna e il Figlio di Dio lo invita a trovare la risposta nelle Scritture. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. C'erano tuttavia diverse interpretazioni su chi si dovesse intendere come prossimo. Di qui la parabola del buon samaritano che si prende cura di un uomo derubato e percosso dai briganti. Sappiamo che i giudei trattavano con disprezzo i samaritani, considerandoli estranei al popolo eletto. Non è dunque un caso che Gesù scelga proprio un samaritano come personaggio positivo della parabola. In questo modo vuole superare il pregiudizio, mostrando che anche uno straniero, anche uno che non conosce il vero Dio e non frequenta il suo tempio, è capace di comportarsi secondo la sua volontà, provando compassione per il fratello bisognoso e soccorrendolo con tutti i mezzi a sua disposizione. Maria ci insegna il valore della preghiera. Lo ha ribadito Monsignor Tanasini, che domenica ha presieduto la Santa Messa solenne al santuario di Nozzarego per la festa di Nostra Signora del Carmelo, una realtà che sorge nell'antica strada di collegamento tra Santa Margherita Ligure e Portofino e che a seguito delle difficoltà provocate dalla mareggiata di fine ottobre ha riscoperto il suo legame con il territorio. Maria prega nel silenzio della sua casa. Ella è maestra di preghiera. Vogliamo onorarla. Impariamo di nuovo a pregare. Maria, maestra di preghiera. È lei che Monsignor Tanasini, nel santuario di Nostra Signora del Carmine di Nozzarego a Santa Margherita Ligure, ha invitato a guardare come esempio. In un tempo in cui diventa più difficile aprire il cuore alla preghiera, ha detto il Vescovo, questa deve ritornare ad essere lo strumento per riscoprire la propria interiorità. L'invito alla preghiera diventa invito a ritrovare noi stessi, nel profondo del nostro essere, a ritrovare quel dialogo che diventa personale, che diventa comunitario, che sa abbracciare la vita. In precedenza Monsignor Tanasini nella sua omelia ha approfondito gli spunti della parabola del buon samaritano. L'amore parte dalla volontà del bene e nel prossimo Gesù non indica qualcuno che rientra in determinate categorie sociali o identitarie, ma ogni uomo, ha spiegato il Vescovo, deve farsi prossimo nei confronti di chi è nel bisogno. E anche noi siamo così facili a dare l'impronta di prossimo a chi ci piace, a chi ci viene bene. Invece Gesù parla diversamente. Una comunità, quella di Nozzarego, che proprio nelle difficoltà che la mareggiata di fine ottobre ha inflitto a tutto il Tigullio occidentale, ha ritrovato il suo legame antico con il territorio. Da qui partono infatti diversi sentieri che attraversano il monte di Portofino. Di qui si passava quando ancora non esisteva la strada sul mare, situazione rivenutasi a creare con il crollo della provinciale 227. Aspetti che abbiamo riscoperto con anche il crollo della strada per Portofino,
e questo è stato uno anche, tra virgolette, delle opportunità che sono nate da questo disastro che abbiamo superato. Era l'unica via, a parte i traghetti, ma quando c'era tempo brutto passavamo tutti di qua, Eravamo di qui e passavamo le Gave, giù, Paraggi e poi Portofino. Insomma, è stata una cosa molto dura. Il comune di Lavagna in festa per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine ha deciso di ripristinare il percorso originario seguito dalla processione la sera del 16 di luglio. Il momento centrale, la benedizione del mare, quest'anno si svolgerà nuovamente sulla via Aurelia in Piazza della Libertà. La processione con l'immagine di Nostra Signora del Carmine portata a spalle percorrerà di nuovo tutta via Nuova Italia per raggiungere Piazza della Libertà. Proprio qui all'imbocco della piazza sulla via Aurelia, nel punto più vicino al mare, i casceggianti, ovvero coloro che portano l'arca, la metteranno sulle braccia e per 3 volte la faranno saltare, omaggio e benedizione di un popolo di marinai a tutti i naviganti. Lavagna ritrova così una tradizione antica che era stata modificata dai primi anni 2000. È una tradizione che è sempre esistita e io mi auguro di non perderla. Quando si mette in posizione io do un avviso in Tebrasse di mettere l'arca nelle braccia, poi al segnale di 1, 2, 3 e via, di fare un saluto, cioè 3 volte su e giù, per salutare il mare, che sarebbe un augurio ai marinai. Ecco. Con un'ordinanza il sindaco di Lavagna, Gian Alberto Mangianti, ha disposto che nel momento del passaggio della processione e del rito della benedizione del mare con la cassa processionale si interrompano le operazioni di somministrazione di alimenti e bevande alla clientela da parte degli esercizi pubblici che si affacciano sulla piazza. Pochi minuti per un gesto di rispetto nei confronti di questa radicata tradizione religiosa, così tanto sentita da tutta la comunità lavagnese, ha detto il sindaco. Ho avuto un incontro con gli esercenti, ho trovato massima collaborazione, mi sembra un atto assolutamente doveroso, non solo nei rispetti dell'arca processionale, della processione e di tutti coloro che sono coinvolti nella processione, ma soprattutto nei confronti della tradizione, della cultura lavagnese che vuole e deve ritornare ai suoi fasti antichi. Le feste in onore di Nostra Signora del Carmine a Lavagna hanno preso il via questa mattina con l'offerta dei fiori e la benedizione dei bambini. Domani le Sante Messe avverranno alle 7:30, alle 9, alle 18:30. La messa solenne sarà alle 10:30. In serata la processione partirà alle 21, mercoledì alle 16 la Santa Messa per gli anziani e gli ammalati della città. Prendersi cura del nostro mare e delle nostre spiagge è l'obiettivo primario della giornata dei fondali puliti di Sesti Levante, giunta alla sua 47esima edizione. Apneisti del club sub di Sesti, sommozzatori della Lega Navale Italiana, tanti ragazzi si sono riuniti la mattina di domenica 14 luglio nella Baia del Silenzio, presenti anche i pescatori della Portobello che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni per fornire assistenza agli operatori in acqua. Gli sforzi hanno consentito il recupero di alcuni resti di imbarcazioni affondate lo scorso ottobre, plastica, copertoni, pezzi di legno, in numero tale da richiedere un doppio intervento del mezzo della Dox Lanterna, società che si occupa appunto della gestione dei rifiuti. È stata riconfermata la bandiera lilla per Santa Margherita Ligure. Il riconoscimento premia la qualità dei servizi rivolti alle persone con difficoltà motorie o con disabilità. È il 6° vessillo consecutivo che il Comune ottiene dal 2014. Gianni Spinelli, consigliere delegato del Comune di Cesio, è stato riconfermato alla guida della città dell'olio della Liguria. All'Assemblea dei Soci Liguri, che si è svolta nei giorni scorsi a Imperia, hanno partecipato i rappresentanti di 20 comuni delle 36 città che fanno parte della rete dei territori olivetani italiani. Spinelli è stato votato all'unanimità. Ad affiancarlo una squadra di 4 vice coordinatori, tra questi c'è il sindaco di Levi, Vittorio Centanaro. Tra i prossimi eventi in programma ci sono la camminata tra gli olivi, il concorso per le scuole Olio in Cattedra, oltre ai festeggiamenti per il 25° anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio.
Anche nel Tigullio domani sera sarà possibile osservare l'eclissi straordinaria di Luna. Il satellite transiterà accanto a Saturno e a Giove. Si potrà seguire l'evento con i telescopi dell'Associazione Culturale Il Sestante. Appuntamento domani dalle 21 e sino a luna di notte al Parco Mandela di Sesti Levante. L'ingresso è libero al pubblico. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per i prossimi giorni, la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 16 luglio. Lavagna propone assaggia cavi dalle 19 sino a mezzanotte, degustazione di piatti e bevande a cura dei locali del quartiere, di via Aurelia e della passeggiata mare. Ai giardini di Cavi Aranelle ci sarà l'esibizione di danza della Naima Academy Chiavari. Dalle 19 alle 21.30 sarà aperta alle visite Casa Carbone a Lavagna. Sarà possibile partecipare ad un aperitivo in giardino organizzato dal FAI. Uno, nessuno, 100.000 è il titolo dello spettacolo in programma alle 21 all'Arena Conchiglia di Sestri Levante. Sul palco Enrico Loverso, premio Franco Enriquez 2017 e premio Delia Caielli per il Teatro 2018, adattamento e regia di Alessandra Pizzi. Visita guidata gratuita alla Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sesti Levante, l'inizio alle 21. Nell'occasione sarà proposta una piccola riflessione per accompagnare la preghiera personale e un sacerdote sarà presente per le confessioni. Caetano Veloso sarà protagonista del Festival Internazionale di Nervi. Alle 21 a Villa Grimaldi Fassio l'artista si esibirà con brani della musica brasiliana insieme ai suoi figli Moreno, Tom e Zeca. Ancora un appuntamento del Festival Recco in Musica. Alle 21 all'Oratorio di San Martino, concerto finale della masterclass annuale di alto perfezionamento tenuta da Francesco Loi. Sul palco Giovani Talenti del Flauto per un programma che spazierà dal Settecento ai giorni nostri. E infine spettacolo musicale con I Macramè alle 21.30 in Piazza Fenice a Chiavari. Sarà proposta musica tradizionale della Riviera di Levante. Ad esibirsi Laura Merione al violino e alla viola, Pierluigi Giacchino alla ghironda, Mauro Manicardi all'organetto diatonico e alla cornamusa, Julio Fortunato al contrabbasso e al mandolino. Va dallo scambio di conoscenze sui rispettivi settori di specializzazione, start-up e innovazione per arrivare alla facilitazione delle relazioni tra i rispettivi partner. Sono questi gli obiettivi dell'accordo quadro siglato tra il Y-Lab e Campus Party. La sinergia tra l'incubatore chiavarese di idee innovative legate al mondo dello sport, la più grande esperienza internazionale di innovazione e creatività, comprenderà inoltre la collaborazione nell'ambito e-sport ed education con il Campus Party Sparks, ovvero la società dedicata al tema dell'ecosistema di Campus Party. A questo proposito si sta organizzando un grande evento dedicato proprio agli sport elettronici che si terrà in ottobre proprio a Chiavari. E parliamo di sport. La Lavagnese Calcio ha formalizzato l'iscrizione al prossimo campionato nazionale dilettanti. Attenzione, la società è riservata al mercato e alle operazioni di allestimento dell'organico. L'obiettivo è comporre una rosa adeguata, puntando su figure di indubbia caratura morale e tecnica insieme a un buon numero di giovani all'altezza della categoria. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, rinnovato a domani alle 12.45 con Tigullio Oggi. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.